Siamo ancora un po' con l'affanno, però siamo pienamente operativi e questa è la cosa importante, perché chiaramente prolungare nel tempo una situazione di stallo e un disservizio nei confronti dell'utenza sarebbe stato veramente drammatico. Come sono stati distribuiti gli spazi? Noi lavoriamo per il momento su 4 piani, perché il piano, diciamo, 0 è quello che sarà dedicato all'UPT, quindi all'Ufficio del Territorio, quindi parliamo di ex Catasto e Conservatoria, e all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ex Equitalia. Non si sono ancora trasferiti qui. Noi lavoriamo su 4 piani. Il primo piano, questo è importante dirlo anche per l'utenza, è il piano dove opera il front office, sia per quello che concerne la parte del registro e successioni, sia per quello che concerne la parte relativa, diciamo, alle dichiarazioni, quindi comunicazioni di irregolarità, cartelle, redditi precompilata, eccetera. Questa è la parte che è interessata appunto al pubblico, alla gestione del pubblico. Nei 3 piani successivi operiamo invece come back office, quindi ci sono tutte le altre attività, ma non è previsto l'accesso del pubblico a questi piani. Si dice che il trasloco sia una delle esperienze più traumatiche della vita di una persona. È stato così anche per quanto riguarda l'ufficio delle agenzie? Assolutamente vero, è un momento difficile perché chiaramente comporta un grave disagio per le persone, si ha paura di perdere le cose, quindi si deve fare molta attenzione a come si trasportano e a dove si mettono mano a mano, perché mettere nelle scatole è facile, ma redistribuire non è così semplice. Abbiamo dovuto collocare anche i nostri archivi in maniera completamente diversa rispetto a come erano in Piazza Leonardi. Che cosa ancora resta da sistemare? E resta da sistemare, beh, insomma, dobbiamo affinare alcune cose, rivedere i dettagli e soprattutto recuperare il tempo perduto, che non ci siamo mai fermati in realtà, però comunque c'è stato un rallentamento dovuto al fatto della preparazione e poi la sistemazione delle cose. E 15 giorni li abbiamo in qualche modo persi o comunque ci siamo rallentati e quindi dobbiamo recuperare.